Allora, io presento la professoressa Clara Biondi dell'Università di Catania, che ci onora con la sua presenza e che farà dei brevi saluti oggi. Buongiorno, innanzitutto un ringraziamento è dovuto all'architetto Invesi di avermi pensato e avermi coinvolto. E davvero devo dire che il ruolo di pensionata dopo 42 anni di lavoro è una cosa tristissima, quindi doppiamente grazie, perché è stato uno stimolo a riprendere alcuni miei lavori diciamo di oltre 30 anni fa, come lo dirò anche nella relazione. Sono momenti importanti per una persona ormai reputata dallo Stato vecchio, perché lo Stato, se ti metti in pensione, significa proprio questo: tu sei vecchio, non serve più. È stato un bellissimo stimolo, diciamo. Mi sono lamentata fin dal primo momento che i tempi mi sembravano stretti e non mi sbagliavo, perché in effetti lui è stato bravissimo in 3 mesi a organizzare tutto, ma normalmente, secondo la mia deformazione professionale, mi si comunicava, se volevo partecipare a qualche convegno mi si dava almeno un anno di tempo. Comunque sono qua, cosa dire, sia da parte dell'Università di Catania, che generosamente, nonostante sono pensionato, mi hanno detto ma certo che puoi usufruire delle credenziali nostre, sia da parte del presidente della Società di Storia Patria, il professore Giancarlo Magnano, che ormai da un mese non è più il direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, bensì è diventato prorettore. Era felice quando gli ho comunicato di questo invito, mi ha detto: ti raccomando, porgi saluti anche da parte della società e del dipartimento. Ormai non è più lui il direttore del dipartimento, quindi quelli del dipartimento non li porto, del mio dipartimento dove ho lavorato per 40 anni. Porto i saluti e dell'Università di Catania e della Società di Storia Patria. Della Società di Storia Patria ne faccio ancora parte. Dell'Università di Catania sono ormai ex. Buon proseguimento di lavori e sarò contenta domani di partecipare anche io con qualche cosa che può essere utile in questo contesto. Buongiorno.